Parola d'ordine: ridurre il rischio di contagio. Per questo l'Università di Padova ha dato il via a un'operazione di monitoraggio di tutta la comunità accademica di rientro da viaggi in aree colpite dall'epidemia di coronavirus. Cina soprattutto, ma non solo. Attivato in queste ore un numero di cellulare operativo tutti i giorni dalle 9 alle 17, al quale docenti, ricercatori e studenti sono invitati a rivolgersi in caso di necessità. Un contatto via cellulare per essere informati rapidamente e avere indicazioni su come comportarsi nel caso dovessero insorgere dei sintomi preoccupanti. Il numero è il 335 188 77. Chi rientra è invitato a restare in casa e ad eseguire esami di laboratorio che escludano il contagio. Chi presenta sintomi come tosse o febbre dovrebbe contattare subito questo numero. In Cina nessun docente padovano. Nessun docente, abbiamo degli studenti di dottorato cinesi che sono rientrati in Cina per le festività dell'anno nuovo e stanno rientrando. Non ci sono segnalati dei problemi particolari, però l'università si sta muovendo per fronteggiare possibili problemi. Le università cinesi sono chiuse. Molte università cinesi hanno seguito le indicazioni date dal loro governo, che è quello di dire: rimandate l'apertura dopo le festività e vediamo come va l'epidemia. 5 studenti prossimi a recarsi in Cina o a Taiwan non partiranno, e a Guangzhou, città cinese dove è un ufficio dell'Università di Padova, la situazione è questa. Sono stati avvisati e consigliati di rimanere a casa e portare le mascherine. Ci sono questi accorgimenti: lavarsi frequentemente le mani e evitare l'affollamento. E ci sono degli accorgimenti e servizi molto interessanti come supermercato online, anche il servizio di biblioteca online, quindi loro possono accedere. Prima comunque potevano accedere a alcuni testi, adesso l'offerta si è ampliata, quindi possono accedere a questi libri e di studiare a casa.